che eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante. Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere. Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte. Amici di ciclismoweb.net, ben ritrovati e buona domenica. Oggi, 15 settembre 2024, di nuovo insieme per seguire un'altra grande manifestazione di ciclismo dedicata alla categoria Elite e Under 23. Si tratta della 57esima edizione della Piccola Sanremo, organizzata dall'Unione Ciclistica Sovizzo del presidente Gianluca Peripoli. Pertanto una manifestazione di grande tradizione, che da sempre premia atleti di grande qualità. C'è tanta qualità alla partenza anche in questa 57esima edizione, sono ben 9 le formazioni al via, 173 i partenti, in rappresentanza di 12 paesi. Pertanto un grande lavoro organizzativo da parte dell'Unione Ciclistica Sovizzo per allestire questa 57esima edizione della Piccola Sanremo, che è anche un test molto interessante e probante in vista della prossima edizione dei campionati del mondo, dove anche la categoria Under 23 chiaramente sarà chiamata a partecipare e a lottare e a contendersi l'ambito premio della maglia iridata, poi da indossare per un'intera stagione. Sono 151 i chilometri in programma, con chiaramente diverse asperità. Un primo circuito di 9 km e 500 metri da ripetere 7 volte, che andrà a toccare dopo il via che verrà dato da Villa Cardellina Lombardi a Montecchio Maggiore, la località di Sovizzo, di Creazzo, di Altavilla Vicentina e di Montecchio Maggiore appunto. Dopodiché un circuito intermedio di 12 km e 200 metri da ripetere 4 volte, caratterizzato dalla salita di Vigo, e poi il gran finale con le 2 tornate che comprendono sempre la salita di Vigo, ma arricchita, indurita appunto la parte finale anche dal Gran Premio della Montagna a cima Montemezzo. L'ultimo Gran Premio della Montagna, quello di Vigo, a soli 3.500 metri dal traguardo posto in via degli Alpini a Sovizzo, dopo 151 km. Vediamo le immagini della partenza con la presentazione delle squadre, con il foglio firma, tanti gli attesi protagonisti. Ci sono appunto formazioni di 12 paesi, come vi abbiamo detto, le presenze internazionali del Team Zappi, squadra britannica, della Bike Ebre, squadra spagnola, dell'UCI Monaco, che viene dal Principato di Monaco, tra l'altro quest'ultima è la società che con il lettone Kristians Belozovic si è aggiudicata l'edizione 2023 della Piccola Sanremo. Saranno presenti anche il piemontese Manuel Oioli della Q36.5, secondo lo scorso anno, e il russo Egor Igoshev, appunto della formazione spagnola della Bikes Ebre,
che nel 2023 conquistò la terza posizione. Ad arricchire il lotto dei partenti, mentre vediamo proprio le immagini registrate della partenza, via che è stato dato alle 13:30 proprio da, come vi ho già detto, da Villa Cardellina Lombardi a Montecchio Maggiore, cast dei partenti appunto arricchito dalla presenza del campione italiano Under 23 Edoardo Zamperini dell'Unione Ciclistica Trevigiani, che si misurerà con alcuni atleti italiani in discreto stato di forma: Federico Iacomoni, Cesare Chesini della Zalfa Euromobile Desiree Fior, il trevigiano della Cycling Team Friuli Alessandro Borgo, l'ex tricolore juniores Andrea Montoli della BS Carrera, oltre alla coppia composta da Matteo Ambrosini e dal giovane Lorenzo Nespoli della MBH Bank Colpac Ballan. Da tenere d'occhio anche i britannici appunto della Zappi Racing Team, come vi abbiamo già annunciato, che nell'ultimo mese hanno ottenuto discreti risultati con Son Bailey ed Erding William. Il percorso e il programma, come vi ho detto, 151 i chilometri in programma, c'è grande bagarre fin dai primi chilometri, la media oraria supera abbondantemente i 47 chilometri orari, una giornata caratterizzata anche da condizioni di tempo coperto, con la temperatura che negli ultimi giorni si è abbassata, siamo intorno ai 20-21 gradi, pertanto condizioni ideali e non il grande caldo che ha caratterizzato l'estate, che ormai sta volgendo al termine anche dal punto di vista del calendario, perché insomma la settimana prossima, il 21 settembre, partirà ufficialmente anche il periodo autunnale e terminerà ufficialmente questa estate 2024, quindi condizioni ideali per darsi battaglia per gli atleti e per cercare chiaramente di esaltare le proprie condizioni, per chi cerca un posto in maglia azzurra, per esempio, ed è appunto anche il caso del campione italiano Edoardo Zamperini, che è nell'orbita della nazionale. Chiaramente il titolo tricolore conquistato a Trissino nello scorso mese di giugno lo pone in una posizione probabilmente più vantaggiosa rispetto agli altri coetanei con cui si contende appunto una maglia azzurra al prossimo mondiale di Zurigo, però anche lui dovrà chiaramente dare al commissario tecnico Marino Amadori dei segnali, diciamo così, di meritare questa maglia azzurra e di poter difendere al meglio i colori azzurri del nostro paese al prossimo campionato del mondo di categoria. Qui siamo già con le immagini live, sulla sinistra vedete il sottoscritto in studio, la squadra di Ciclismo Web. Oggi siamo presenti a Sovizzo con una motoripresa guidata da Silvano Daros, con Andrea Fin, il nostro Andrea Fin alle riprese, con un drone che è guidato e gestito come d'abitudine da Andrea Tonin, che chiaramente ci darà qualche immagine dall'alto che ci aiuterà chiaramente a capire anche le dinamiche della manifestazione, soprattutto nel finale, quando si inizierà a pedalare in salita e dove dovrebbe decidersi appunto la manifestazione. Qui in regia con il sottoscritto negli studi di Cartigliano Manuel Cantone, che coordina il lavoro della squadra di ciclismoweb.net, che in questa stagione, anche in questa stagione 2024, è stata insieme a voi per proporvi, speriamo di averlo fatto al meglio, le manifestazioni più importanti del calendario dilettantistico ma anche juniores della nostra regione. Siamo appunto con le fasi di gara, le immagini che vedete sono immagini live. Sono stati percorsi circa 120 km di gara, quindi ne mancano 30-31 al traguardo. Intanto abbiamo il primo, anche ci sono 6 maglie in palio, una di queste andrà a premiare il vincitore dei traguardi volanti. L'abbiamo già questo vincitore, perché ha fatto incetta di questi traguardi fino a questo momento, che quindi vestirà la maglia gialla sponsorizzata da Sabbi Sport, che andrà a premiare appunto alla fine, quando ci saranno le premiazioni finali, colui che ha conquistato le varie classifiche, e sarà assegnata a Daniel Skerl del Cycling Team Friuli. Qui siamo con i 4 attaccanti che li vedete con il dorsale 170, e si tratta esattamente di Simone Grigione dell'Unione Ciclistica Trevigiani. Con il dorsale numero 1 abbiamo il vincitore della scorsa edizione della Piccola Sanremo, Christian Belozovic, atleta lettone della Unione Ciclistica Monaco.
Ora attendiamo anche, siamo con il numero 98, Federico Iacomoni della Zalf Euromobil Desirée Fior, che lo vedete in questo momento impegnato a fare l'andatura. Vedete che hanno, diciamo così, una particolare determinazione questi 4 atleti, che stanno cercando chiaramente di porre il maggior margine possibile. In questo momento Radio Informazioni ci segnala che il ritardo del gruppo è intorno al minuto, esattamente 53 secondi. Con il dorsale vediamo anche il nome e l'appartenenza dal punto di vista di squadra del quarto atleta che fa parte del gruppo di testa. Si tratta del dorsale numero 51, William Harding, atleta britannico della Zappi Racing Team. Ecco, sono 4 atleti di cui vi avevamo anche, diciamo così, menzionato il nome, guarda caso, nella fase di presentazione, ovvero 4 tra gli atleti che erano indicati anche alla vigilia tra gli atleti, diciamo così, da tenere in maggiore considerazione, tra l'altro appartenenti a squadre che sono scese a Sovizzo, in provincia di Vicenza, con velleità. Pertanto immagino che alle spalle dei 4 ci saranno le rispettive formazioni che stanno facendo buona guardia, stanno cercando di difendere il tentativo dei loro compagni di squadra. Simone Grigione dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiol, che come avevamo detto ha in Edoardo Zamperini, dorsale 171, campione italiano della categoria, uno dei capitani, proprio insieme a Simone Grigione. Con il dorsale 1 Christian Belozovic, atleta lettone della Unione Ciclistica Monaco, del Principato di Monaco, che anche in questo 2024 si sta ponendo in grande evidenza. Con il dorsale 98 Federico Iacomoni della Zalf Euromobil Desirée Fior, formazione guidata in ammiraglia da Gianni Faresin, ormai storico direttore sportivo della formazione di Castelfranco Veneto. E poi con il dorsale 51 uno degli atleti più in forma di questo periodo, il britannico William Harding della Zappi Racing Team, proprio con Flavio Zappi, ex professionista in ammiraglia, che sta guidando i propri atleti. 4 atleti al comando hanno iniziato la salita che porta a Cima Montemezzo. C'è anche una speciale classifica del Gran Premio della Montagna con i 6 passaggi sulla salita di Vigo e i 2 passaggi di Cima Montemezzo, ma a Montemezzo c'è una maglia particolare, la maglia verde, che sarà assegnata proprio a colui che transiterà a Cima Montemezzo e che raccoglierà il maggior punteggio nei 2 passaggi che sono in programma. Le altre maglie in palio sono quella azzurra, che sarà assegnata al vincitore, sponsorizzata dalla Banca delle Terre Venete, la maglia bianca, che sarà appannaggio del più combattivo, sponsorizzata da Inglesina, la maglia rossa, che va a premiare il miglior scalatore della Trevisan Macchine Utensili, lo sponsor appunto della maglia, la maglia verde Cima Montemezzo, sponsorizzata dal ristorante Il Castello di Montemezzo, che si trova proprio in cima al Gran Premio della Montagna, la maglia gialla, come abbiamo detto, già assegnata a Skerl dei Traguardi Volanti, sponsorizzata da Sabi Sport, e la maglia arancione, che sarà invece appannaggio del più giovane, sponsorizzata da Ceccato. Ecco, siamo sulla salita di Cima Montemezzo con le ammiraglie e le macchine al seguito dei 4 che vengono invitate a superare, i 4 atleti al comando. Evidentemente c'è anche un ritorno del gruppo in programma, vediamo un po' i vari distacchi, perché il gruppo invece non si sta avvicinando come lasciava presumere il fatto che le auto al seguito fossero invitate ad anticipare, perché se prima era cronometrato a 53 secondi, in questo momento è cronometrato a 1 minuto e 05, quindi i 4 stanno per ora avendo buon gioco, e d'altronde sono 4 atleti di grande qualità, appartengono a 4 formazioni che sono arrivate a Sovizzo con le idee molto chiare, e quindi nel tentare di giocarsi il successo, e soprattutto sono loro atleti di livello e di qualità. Tutti e 4 alla vigilia erano indicati, fanno parte della ristretta schiera di
corridori che sono partiti con intenzioni bellicose, con la volontà chiaramente di provare a mettere il timbro su questa manifestazione. Ora c'è l'allungo in salita per andare a conquistare il Gran Premio della Montagna di Simone Grigion dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura, che fa lo scatto negli ultimi 50 metri, però riesce chiaramente a superare il traguardo del Gran Premio della Montagna per primo, ma non a mettere in difficoltà i rivali. D'altronde mancano una trentina di chilometri al traguardo ed è importante continuare ad andare di comune accordo, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, nessuno ha interesse in questa fase a provare a staccare i rivali. Una macchina organizzativa, come abbiamo detto, di grande esperienza, di grande qualità e chiaramente anche molto preparata, composta da ben 120 volontari, pensate, le forze che è necessario mettere in campo per rendere sicura e rendere chiaramente anche dal punto di vista organizzativo eccellente una manifestazione ciclistica. Ora andiamo, perché il nostro Andrea Finn ha preparato dei contributi chiaramente che ci aiutano ad arricchire questa diretta dopo il Gran Premio della Montagna di Cima a Montemezzo. Andiamo ad ascoltare l'intervista che proprio Andrea Finn ha accolto dal presidente dell'Unione Ciclistica Sovizzo Gianluca Peripoli prima della partenza. Prego la regia con l'intervista. Siamo con il presidente dell'UCI Sovizzo, Gianluca Peripoli, al via di questa 57esima Piccola Sanremo. Tanti mesi di lavoro, ma oggi è grande festa a Sovizzo. Tanti mesi, anzi quasi un anno di lavoro, perché quando finisce l'edizione precedente inizia già quella dell'anno successivo. Quindi finalmente al via la 57esima, grande organizzazione, ho visto tutti motivati, tutti pronti. Fatto le varie riunioni tecniche e diciamo che ci aspettiamo una grande edizione della 57esima Piccola Sanremo e soprattutto ci auguriamo che sia una edizione con nessun incidente e che tutto vada liscio, perché poi è quello che per noi è importante. Tanto il personale sul percorso, tanti volontari impegnati e tante anche le aziende e le istituzioni che sono al fianco di questa società. Sì, c'è proprio un esercito. D'altra parte poi se si vogliono fare queste manifestazioni così importanti è importante appunto l'aiuto di tutti e quindi l'unità con le amministrazioni locali, gli sponsor, i volontari fa sì che poi tutto questo possa avverarsi ogni anno, anche perché insomma la macchina per far questo è molto complessa e quindi da una parte i nostri amici sponsor che ci sostengono finanziariamente e senza di loro non sarebbe possibile nulla. Ma d'altra parte anche 120 volontari in giro per le strade che senza di loro non sarebbe possibile niente, e poi tutta la macchina dell'organizzazione guidata dai miei splendidi ragazzi del direttivo dell'UCI Sovizzo, cominciando dai due vicepresidenti Tonello e Zamberlan, che veramente sono sul territorio, come dire, a presidiare, a fare in modo che tutto vada per il meglio. E poi oggi la Piccola Sanremo, che è abituata a ricordare grandi figure, ricorda anche in particolare Liviano Tomasi. Sì, la novità un po' di quest'anno è stata un po' l'istituzione abbinata alla maglia bianca del più combattivo, quindi la maglia inglesina, della sua inglesina, per il memorial, appunto, primo memorial Liviano Tomasi. Liviano che per me è un amico carissimo, che è un amico della Piccola Sanremo, ci ha sempre aiutato sia finanziariamente ma anche con consigli, con il suo entusiasmo, con la sua voglia. Purtroppo l'anno scorso è venuto a mancare, quindi chiaramente non potevamo non pensare a un memorial in ricordo di lui. E abbiamo sentito l'intervista da Gianluca Peripoli, scusate, ho sbagliato l'accento, ho sentito Andrea Finn che insomma lo ha presentato, quindi Gianluca Peripoli, che ha parlato dell'impegno organizzativo, della necessità di fare le cose con grande attenzione. Chiaramente una manifestazione legata anche al ricordo di Renato Finetti, di Liviano Tomasi e del giovane Jacopo Venzo, anche lui scomparso giovanissimo l'anno scorso, la ricorrenza l'anno scorso mese di luglio, a un anno dalla scomparsa, tra l'altro ragazzo
che viveva proprio qui a Cartigliano, da dove vi stiamo proponendo queste immagini dallo studio di Cartigliano, e che è stato proprio ricordato dal comune di Cartigliano con in testa il sindaco Germano Racchella proprio nello scorso mese di luglio, con una frazione anche del Giro del Veneto Juniores che è partita proprio qui da Cartigliano e che era intitolata al povero Jacopo Venzo, che insieme a Renato Finetti e a Liviano Tomasi sono oggi ricordati dall'organizzazione, questa imponente macchina organizzativa, perché quando le cose si devono fare bene c'è bisogno chiaramente di tanto aiuto, sia di professionisti, pensiamo alla direzione di corsa, sia di volontari, pensiamo sono ben 120 oggi quelli sulle strade, e tra coloro che oltre alle forze dell'ordine, alla polizia municipale, alla stradale, che garantiscono con la loro autorità lo svolgimento nel rispetto delle regole anche del codice della strada, ricordo anche il determinante aiuto delle scorte tecniche che nell'occasione fanno parte del gruppo Selle SMP e che sono appunto al servizio della manifestazione. A questo titolo saluto i componenti di questo grande gruppo, tra cui l'amico Paolo Bassanello, che è anche lui impegnato nei servizi oggi alla prova di Sovizzo. Siamo in salita, siamo sulla salita di Vigo. Non vi ho parlato delle caratteristiche di queste due salite che caratterizzano gli ultimi due anelli, gli ultimi due giri. La salita di Vigo si è affrontata anche nei 4 giri intermedi. Ora qui nei 2 giri finali abbiamo sempre la salita di Vigo, 2500 metri, quella che stanno affrontando ora i 4 uomini di testa, che sono transitati all'ultimo Gran Premio della Montagna con 47 secondi di vantaggio, quindi c'è stato un leggero recupero da parte del gruppo inseguitore, con punte massime che arrivano al 10%, e poi la successiva Castello di Montemezzo, la salita di Castello di Montemezzo, 1000 metri, ma dove le pendenze sono più cattive perché arrivano al 15%. Sarà su questi 2 strappi che si deciderà, molto probabilmente si decideranno le sorti della manifestazione. Tra l'altro questa salita che stiamo vedendo, che i 4 uomini di testa e che più indietro il gruppo stanno affrontando, è il penultimo giro, perché al prossimo giro sarà l'ultimo passaggio, e dal Gran Premio della Montagna al traguardo di Sovizzo posto in Via degli Alpini mancheranno solo 3500 metri, caratterizzati dalla discesa e dal successivo tratto in pianura per raggiungere appunto Sovizzo. 25 km al traguardo in questo momento, superati da poco, 40 i secondi di vantaggio dei 4 uomini al comando, che ricordiamo sono con il dorsale numero 1 il lettone del portacolori dell'UCI Monaco Kristians Belozovic, vincitore di questa manifestazione nel 2023, con il dorsale 51 William Harding, atleta britannico, portacolori della formazione britannica della Zappi Racing Team, con il dorsale 98 Federico Iacomoni della Zalf Euromobil Desiré Fior, e con il dorsale 170 Simone Grigion dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiolla. 4 corridori al comando, a 47 secondi viene segnalato un primo gruppo composto da 25 atleti, ad 1 minuto e 09 un altro gruppo composto da una ventina di atleti. Il gruppo principale, quello più numeroso, è cronometrato a 1 minuto e 23 secondi, quindi situazione molto fluida, in continua evoluzione, quando mancano meno di 25 km al traguardo, e questo chiaramente ci fa presagire che vivremo questi ultimi 25 km seguendo uno spettacolo particolarmente interessante che i corridori ci regaleranno. Con il dorsale 170 vedete Simone Grigion dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiolla, che in salita sembra avere, diciamo così, un maggiore spunto rispetto ai rivali, e lui spesso e volentieri abbiamo visto e continuiamo a vedere in prima posizione quando la strada sale, una salita questa di Vigo di 2500 metri, 4 atleti che continuano a pedalare e a stare uniti sulla ruota di Simone Grigion, che è il più determinato in questa fase. In grande recupero anche il gruppo, grande recupero anche da parte del gruppo, e questa velocità di recupero è facilmente intuibile anche dalle motostaffette al seguito delle ammiraglie che arrivano
decisamente veloci. Stanno arrivando altri atleti che si stanno velocemente riportando sui 4 di testa, tra di loro anche il campione italiano Edoardo Zamperini con il dorsale 171, facilmente riconoscibile chiaramente perché indossa la maglia tricolore, con il dorsale numero 14 Matteo Ambrosini, che sta anche lui cercando di colmare questo ultimo gap nei confronti della testa della corsa che al Gran Premio della Montagna di Vigo sarà molto più numerosa rispetto ai 4 elementi che abbiamo seguito fino a questo momento. I 6 inseguitori sono appunto Matteo Ambrosini, Roman Ermakov, Max van der Meulen, Locke Dennis, Nahom Araya Zerai della Q36.5, che è stato il primo a portarsi sui 4 di testa, seguito appunto dal campione italiano Edoardo Zamperini, che sta dimostrando con questa bella azione di essere molto vicino alla forma migliore. Auguriamoci che per il portacolori dell'Unione Ciclistica Trevigiani ci possa essere il premio tra una decina di giorni della maglia azzurra che indosserà ai campionati del mondo di Zurigo, in programma alla fine del mese di settembre. In questi giorni si sono corse ormai tutte le prove del campionato europeo su strada dedicato a junior, under 23 ed elite. Proprio oggi si sta correndo la prova, quella più importante, o perlomeno insomma che viene definita tale, quella dedicata ai professionisti sul circuito di Hasselt. Siamo nel Limburgo, in Belgio, mancano non tantissimi chilometri ormai al termine della prova, dove il nostro Jonathan Milan, tra l'altro, è uno dei favoriti, anche se non sarà assolutamente semplice conquistare questo titolo che i nostri portacolori hanno conquistato in diverse altre occasioni. Ritorniamo alla piccola Sanremo con questo gruppo abbastanza folto, una decina di atleti che si è formato in testa alla corsa. Siamo con intanto il passaggio al Gran Premio della Montagna con Simone Grigione, Unione Ciclistica Trevigiani, Gran Premio della Montagna di Vigo, Matteo Ambrosini, MBH Bank Kolpak Ballan e Zerai Nahom Araya della Q36.5 Continental Cycling Team. Sono questi gli atleti, i passaggi che ci sono stati al Gran Premio della Montagna. Ora c'è un po' di indecisione, chiaramente. Diciamo che la determinazione, l'unità di intenti era più semplice quando erano in 4, ora in 10, con alcune formazioni che sono tra l'altro presenti con 2 componenti, diventa tutto più complicato. Non sarà semplice chiaramente trovare l'accordo in questa fase. Infatti vedete che dopo il Gran Premio della Montagna e dopo il ricongiungimento insomma c'è un po' si sta viaggiando veloce perché si pedala in discesa, però insomma non c'è quella determinazione e quella unità di intenti che dovrebbe esserci per chiudere i giochi definitivamente e quindi garantirsi la possibilità di giocarsi il successo e i piazzamenti tra questi 10. Ci sono alcuni corridori che si mantengono in fondo, 20 km al traguardo, l'abbiamo visto poco fa tra l'altro anche il cartello che ce lo segnalava. Ci sono 2 componenti dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiol, 2 componenti della Zalf Desiré Fior e mi sembra di aver visto anche, no, basta, sono queste le 2 formazioni che hanno 2 atleti tra i 10 uomini di testa. No, scusate, anche il Cycling Team Friuli, sì, infatti facevo riferimento proprio al Cycling Team Friuli perché sono ben 2 gli atleti che facevano parte del gruppetto di 6 che ha agganciato i primi 4, si tratta di Roman Ermakov e di Max van der Meulen, olandese il primo, russo il secondo, che portacolori appunto del Cycling Team Friuli. Quindi Cycling Team Friuli, Zalf Euromobil Desiré Fior e Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiol presenti con 2 atleti e quindi superano abbondantemente il 50% della composizione di questo gruppo. 10 atleti al comando, vediamo tra poco anche il loro vantaggio, viene segnalato con un distacco di appena 9 secondi, quindi molto molto vicini, un altro gruppetto di 10 atleti, quindi a breve potremo avere un gruppo formato da 20 corridori in testa alla corsa. Quindi c'è stata assolutamente selezione e selezione ci sarà anche nell'ultima tornata, dopo il passaggio
dopo il passaggio non sulla linea del traguardo, attenzione, ma l'ultima tornata che comprenderà per l'ultima volta la scalata Cima Montemezzo, salita di 1 chilometro con pendenze che arrivano al 15%, e la salita di Vigo che abbiamo visto poco fa, che terminerà a 3.500 metri dal traguardo di Sovizzo. Questa è una salita di 2.500 metri dove le pendenze arrivano al 10%. Attendiamo anche qualche aggiornamento da Radio Corsa. Vi ho appunto parlato del gruppetto di 10 atleti che sta pedalando a pochi secondi di ritardo da questo primo gruppo di 10 atleti. La nostra motoripresa viene invitata a superare. C'è una discreta determinazione da parte di 5-6 corridori, altri invece si mantengono sulle ruote. Ancora Simone Grigion in testa in questo momento, dal cambio a Christian Belovojic. Anche Zamperini entra in questo gioco. Sono 6 gli atleti che tirano, come vedete un po' meno gli altri. Si mantiene sulla ruota Matteo Ambrosini, MBH Bank Kolpak Ballan, evidentemente ha ricevuto ordini di rimanere sulla ruota. MBH Bank Kolpak Ballan con in ammiraglia l'amico direttore sportivo Flavio Miozzo, che può contare su Angelo Monister, Davide Boscaro, Cristian Bagattin, Lorenzo Nespoli, Gabriele Casalini e Matteo Ambrosini, che lo vediamo protagonista in questa fase quando mancano meno di 20 km al traguardo di Sovizzo. Abbiamo parlato delle 29 formazioni al via, 173 i corridori che hanno preso il via alle 13.30 da Montecchio Maggiore, di fronte a Villa Cordellini Lombardi, e sono ben 12 i paesi rappresentati. Ecco, suono della campana, passaggio sul traguardo, e mancano circa 18 km scarsi al traguardo. Quest'ultima tornata caratterizzata dal punto di vista altimetrico dalla salita di Cima di Montemezzo e dalla salita successiva di Vigo. Tra poco vedremo anche il vantaggio dei 10 uomini al comando nei confronti dei 10 inseguitori, perché viene segnalato un altro gruppo composto da 10 atleti. Non abbiamo la composizione di questo secondo gruppo ancora, ve la daremo non appena riceveremo le informazioni da Radio Informazione. Nel frattempo sembra aver ritrovato una certa armonia anche il gruppetto di 10 atleti, c'è una maggiore chiarezza. Tanti di questi nella prima fase, quando c'è stato il ricongiungimento, quando il gruppetto di 6 ha raggiunto il quartetto di battistrada, c'era stata da parte di qualcuno, insomma, c'è stato bisogno di qualche chilometro per capire e per riordinare le idee e cercare di capire come interpretare questi ultimi chilometri. Nel frattempo ci sono degli scatti, vi ho parlato di 3 formazioni che sono in superiorità numerica, che hanno ben 2 elementi, Zalfa Euromobil Desire Fiori, Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiolla, il Cycling Team Friuli, e quindi saranno molto probabilmente i componenti di queste 3 formazioni che cercheranno di sfruttare questa superiorità numerica. In ultima posizione del gruppetto di testa Edoardo Zamperini, facilmente riconoscibile per la sua bellissima e fiammante maglia tricolore che indossa dopo averla conquistata al campionato italiano nello scorso mese di giugno, campionato italiano che si è corso, ricorderete, proprio qui in provincia di Vicenza, esattamente a Trissino, e che ciclismoweb.net vi ha puntualmente proposto, dove Edoardo Zamperini è riuscito appunto riuscì a conquistare il successo e a garantirsi la possibilità di indossare la maglia tricolore che sta onorando veramente al meglio. Ecco, viene confermata la composizione dei 10 uomini al comando: Belozovic, Ambrosini, Ermakov, Van der Meulen, Harding, Iacomoni, Locke, Araya, Grigion e Zamperini. Continuiamo a vedere, grazie alle immagini che ci vengono proposte dalla nostra motoripresa guidata da Silvano Daros con Andrea Finn alle riprese. Abbiamo la possibilità, e lo vedremo in azione proprio sull'ultima salita di Vigo, quando
la nostra motoripresa dopo il Gran Premio della Montagna anticiperà il gruppo per andare a piazzarsi sul traguardo, drone che è gestito da Andrea Tonin in studio qui a Cartigliano, insieme al sottoscritto invece Manuel Cantone, che sta coordinando il nostro lavoro dalla regia. Intanto approfitto e chiedo alla regia, mentre ci sono queste fasi in cui alcuni atleti provano ad anticipare, chiedo alla regia di proporre anche il pannello dei prossimi appuntamenti. Siamo ormai alla fine di questa stagione 2024, ma non sono finiti gli impegni per ciclismoweb.net. Ecco questo pannello con le prossime dirette, 3 dirette beta cycling, che chiamiamo beta cycling, quindi senza commento ma solo immagini. Martedì 17 la prova di Collecchio, 88esima Coppa Collecchio in provincia di Parma, manifestazione dedicata agli elite dell'Under 23. Domenica 22 una importante manifestazione invece dedicata alla categoria juniores, il trofeo Protec da Botticino in provincia di Brescia. La prima diretta inizierà alle 15, la seconda quella di domenica 22 alle 14.30. Domenica 29 invece le donne open per la terza Coppa Città di San Daniele in rosa da San Daniele del Friuli in provincia di Udine, diretta che inizierà alle ore 15. Invece martedì 1 ottobre sarà l'ultimo appuntamento di questa stagione 2024 per le dirette con commento, con il commento del sottoscritto. Martedì 1 ottobre per l'87esima Coppa Città di San Daniele da San Daniele del Friuli in provincia di Udine, diretta che inizierà alle 14.30, questa manifestazione dedicata agli elite e agli under 23. Pertanto questi gli appuntamenti con le dirette senza e con commento di ciclismoweb.net, e vi ricordo anche ormai il consueto e diventato imperdibile appuntamento con Extra Ciclismo, la trasmissione di riferimento del ciclismo possiamo dire per il nord Italia ormai, che ha debuttato in questa stagione, in programma ogni giovedì alle 21.05 con Romina Disconzi e Andrea Fini in studio, che vi propongono tutto il meglio della settimana. Questi gli appuntamenti, torniamo in diretta con le immagini. Non ci sono stati assolutamente grossi cambiamenti, anche se c'è qualche atleta che ha preso il largo, che fa parte del gruppetto di 10, non appena la nostra motoripresa avrà la possibilità di posizionarsi più vicino. Ecco, riconoscibile chiaramente Edoardo Zamperini con il dorsale 101 perché c'è una discrepanza tra i nomi che ho sulla mia lista. Con il dorsale 101 Dennis Locke, danese della Zalf Euromobil Desiré Fior, e poi un componente della Cycling Team Friuli, vi do tra poco anche il dorsale numero 39, si tratta esattamente di Roman Ermakov, appunto del Cycling Team Friuli. Quindi dorsale 39, dorsale 101 e dorsale 171. Quando ci stiamo avvicinando alla salita che porta a Cima Montemezzo, tra le due, insieme alla salita di Vigo, la più impegnativa, la più breve, perché sono solo 1000 metri, ma sono 1000 metri particolarmente impegnativi, dove le pendenze arrivano al 15%, quindi allungano, confermiamo, i dorsali numero 39 Roman Ermakov del Cycling Team Friuli, con il dorsale 101 il danese Dennis Locke della Zalf Euromobil Desiré Fior, e con il dorsale 171 Edoardo Zamperini dell'Unione Ciclistica Trevigiana Energia Pura Marchiol. Quindi le tre formazioni, guarda caso, che erano in superiorità numerica, che quindi hanno scelto di mandare uno dei loro due componenti in avanscoperta. Pertanto abbiamo una situazione che vede a questo punto appunto Ermakov, Dennis e Zamperini, che dietro potranno contare sull'aiuto di Van der Meulen, compagno di squadra di Ermakov al Cycling Team Friuli,
di Iacomoni, Federico Iacomoni, compagno di squadra di Loch Dennis alla Zalf Euromobile Desirée Fior, e su Simone Grigion, compagno di squadra di Edoardo Zamperini dell'Unione Ciclistica Trevigiana Energia Pura Marchiolla. Ora Zamperini con, attenzione perché c'è stato un rimescolamento, infatti c'è una situazione nel frattempo, attenzione perché i 10 uomini che erano cronometrati a pochi secondi di ritardo dal gruppo di 10 sono rientrati sugli altri 10, quindi abbiamo una situazione con 20 uomini al comando mentre stanno salendo a cima a Montemezzo, abbastanza frastagliati perché insomma le pendenze sono decisamente impegnative, ma con questo terzetto sempre guidato da Zamperini con Araya Zerai Naom, sta arrivando anche con il dorsale 14 Matteo Ambrosini, che quando si pedala in salita riesce veramente a far emergere le sue particolari doti di atleta che in salita sa pedalare decisamente in modo interessante, e Dennis Locke della Zalf Euromobile Desirée Fior. Pertanto tra poco, mentre sta allungando, Araya Naom Zerai, atleta eritreo, anche lui, eccolo qua, tutto solo, è riuscito a lasciare la compagnia, quindi a staccare Ambrosini, Dennis e Zamperini. Dietro gli altri 16 sono praticamente tutti insieme, fermo restando in modo molto allungato, perché stiamo pedalando in salita che sta esaltando le doti del giovane eritreo della Q36.5 Continental Cycling Team, Zerai Naom Araya, che è transitato il Gran Premio della Montagna, si sta lanciando in discesa, dorsale 132, stanno arrivando al Gran Premio della Montagna anche i primi inseguitori che non vedo, perché dovrebbe esserci Zamperini, Iacomoni, scusate, Dennis e Ambrosini, dovrebbero essere nel mezzo tra Araya e questo gruppo che è inquadrato dal nostro drone gestito, ribadisco, da Andrea Tonin. Dovrebbe esserci il terzetto con il campione italiano Edoardo Zamperini tra il battistrada e questo gruppo. Altri corridori stanno arrivando da dietro, quindi potrebbe essere nella successiva discesa, potrebbe andarsi ad infoltire maggiormente il gruppo. Vedo anche la lunga teoria delle ammiraglie e pertanto questo mi fa pensare che ci sia un margine decisamente importante di vantaggio di questi 20 atleti praticamente che si stanno giocando il successo nei confronti del gruppo principale, perché se la direzione di corsa ha lasciato passare tutte le ammiraglie al seguito, tutte le 29 ammiraglie al seguito, perché sono 29 le formazioni che si sono presentate al via per onorare questa 57esima edizione della Piccola Sanremo, dedicata alle categorie Under 23 ed Elite, nonché Memorial Renato Finetti, Liviano Tommasi, Jacopo Venzo. Significa appunto che il vantaggio nei confronti del gruppo principale è un vantaggio abbastanza consistente. Non vedo nelle immagini allargate del drone, non vedo i 3 uomini che nel frattempo c'è stato il passaggio al Gran Premio della Montagna con Araya che ha conquistato il successo davanti a Zamperini e Iacomoni, quindi non si tratta, per quanto riguarda la Zalf Euromobile Desirée Fior, di Loch Dennis, corridore danese, ma di Federico Iacomoni della Zalf Euromobile Desirée Fior. Però ho la netta sensazione che il nostro drone stia inquadrando il gruppo, non quello che si sta giocando il successo, ma un gruppo il gruppo principale, o ciò che rimane del gruppo principale, perché al comando abbiamo sempre il dorsale 132, vale a dire Araya Naom Zerai, che ha un vantaggio di 8 secondi su Edoardo Zamperini, dorsale 171, di Federico Iacomoni, dorsale 98, sul dorsale 14, e si tratta di Matteo Ambrosini,
e sul dorsale 96 Andrea Guerra, Zalf Euromobil Desile Fior. A 1 minuto e 24 il gruppo principale. Pertanto abbiamo una situazione che è in continua evoluzione. Qui vedete il quartetto che è all'inseguimento di Naom Zerai Araya, che è tutto solo al comando. Siamo al 140° chilometro, quindi pertanto mancano 8 chilometri al traguardo per la testa della corsa, scusate, all'inseguimento di Zerai Naom Araya, con un ritardo veramente risicato, pochi secondi, abbiamo appunto Matteo Ambrosini, Andrea Guerra, Federico Iacomoni ed Edoardo Zamperini. L'atleta eritreo con buono stile, non solo in salita, ma anche in pianura, sta cercando di mantenere il suo vantaggio nei confronti del quartetto all'inseguimento. C'è ancora da scalare per l'ultima volta la salita di Vigo e abbiamo visto come l'eritreo sia particolarmente a proprio agio quando la strada sale e sta aumentando anche il suo vantaggio nei confronti dei 4 inseguitori, perché il vantaggio è arrivato a 20 secondi, il gruppo principale è cronometrato a 1 minuto e 23. Pertanto direi una situazione particolarmente favorevole, perché mancano circa 7 km al traguardo, la salita di Vigo terminerà, ci stiamo avvicinando alla salita di Vigo, una salita di 2500 metri con pendenze medie del 10%, terminerà a 3500 metri dal traguardo di Sovizzo, quindi ormai ci siamo per l'atleta eritreo Zerai Naom Araya, che tutto solo sta cercando di mettere in scacco la compagnia. Al suo inseguimento 4 atleti, Matteo Ambrosini, MBH Bank Colpac Ballanna, Andrea Guerra e Federico Iacomoni della Zalf Euromobil Desile Fiorra e il campione italiano Edoardo Zamperini dell'Unione Ciclistica Trevigiana Energia Pura Marchiolla. Inizia la salita di Vigo, 2500 metri per l'eritreo Zerai Naom Araya, che abbiamo imparato a conoscere perché portacolori della formazione della Q36.5 Continental Cycling Team, che abbiamo imparato a conoscere in questa stagione perché a più riprese l'abbiamo visto protagonista, continente africano che ha espresso e sta esprimendo nomi e atleti veramente molto interessanti, uno su tutti Girmay, vincitore di 3 tappe al Tour de France, nonché vincitore anche della maglia verde che premia il corridore con il maggior punteggio, la maglia a punti praticamente, la seconda maglia più importante dopo quella gialla di capoclassifica. Stanno per diventare nel frattempo 10, segnala Radio Informazioni, gli atleti all'inseguimento, quindi ci sono altri atleti che stanno rientrando su Ambrosini, su Guerra, su Iacomoni e su Zamperini. Tutto solo al comando invece Zerai Naom Araya, che anche in salita, soprattutto in salita, pedala veramente in modo molto molto efficace, perché in salita, salendo verso Cima Montemezzo, ha fatto il vuoto, in pianura, in discesa non ha avuto nessun problema a mantenere il vantaggio, in pianura anche lì con bello stile e con pedalata efficace è riuscito ad aumentare ancora il proprio margine, ma è soprattutto in salita che riesce a fare le differenze. Quindi se l'Eritrea ci ha fatto conoscere un velocista con i fiocchi come Benjamin Girmay, qui siamo di fronte ad un atleta che anche per conformazione fisica è più dotato per la montagna, quindi teniamo bene in mente questo nome perché tra poche stagioni potremo vederlo protagonista anche tra i professionisti. Ecco, sono diventati 10 gli inseguitori a questo punto di l'atleta eritreo che sta guidando la corsa di Araya. Vi do anche la composizione del gruppo al suo inseguimento: Kevin Velasquez dell'UCI Monaco, atleta colombiano, Matteo Ambrosini, MBH Bank Colpac Ballan. Per il Cycling Team Friuli abbiamo Roman Ermakov e Max van der Molen. Per la Zalf Euromobil Desile Fior, attenzione, presente in forza, sono ben 5 i portacolori tra i 10 che stanno inseguendo Araya della Zalf Euromobil Desile Fior: Cesare Chesini, Andrea Guerra, Federico Iacomoni, Giovanni De Carlo e Locke Dennis, e con il dorsale 171 Edoardo Zamperini dell'Unione Ciclistica Trevigiana Energia Pura Marchiol, campione d'Italia della categoria Under 23. Vedete come stia
pedalando veramente con grande efficacia, l'atleta eritreo che sta scavando e si sta garantendo un margine non indifferente nei confronti dei suoi immediati inseguitori. Si sta salendo verso il Gran Premio della Montagna di Vigo, sarà l'ultimo Gran Premio della Montagna in programma. Allo stesso, in cima a questa salita mancheranno 3.500 metri al traguardo di Sovizzo, posto in Via degli Alpini, dove tanto pubblico sta attendendo l'arrivo della corsa. Ormai ci siamo, pochi minuti, e conosceremo il successore di Christian Belozovic, atleta lettone del UC Monaco, formazione del Principato di Monaco, che aveva conquistato il successo nel 2023. Ormai mancano solo 500 metri al Gran Premio della Montagna per Zeray Nahom Araya, Q36.5 Continental Cycling Team. Vedete che sale con il plateau più grande davanti, con un 23-25 posteriore. Ormai hanno scale e rapporti veramente molto ricche questi atleti, infatti non è nemmeno passato al plateau più piccolo che ha a disposizione l'eritreo, per provare ad aumentare ancora ulteriormente il proprio vantaggio nei confronti dei 10, perché sono 10 gli atleti al suo inseguimento: Velasquez, Ambrosini, Ermakov, Van der Meulen, Chesini, Guerra, Iacomoni, De Carlo, Locke e Zamperini. Di questi 10 ben 5 sono della stessa formazione, Zalf, Euromobile, Desiré, Fiore, quindi immagino che sia proprio la formazione di Castelfranco che stia coordinando l'inseguimento per cercare di riportarsi su Araya, che sta giungendo al Gran Premio della Montagna. Ora la nostra moto anticiperà, la nostra moto, e quindi sarà chiamato Silvano Darossi, il conduttore, a, diciamo così, a mettere in campo le proprie abilità di pilota per anticipare la corsa e portarsi sul traguardo di Sovizzo e regalarci le immagini. E in questa fase dovremmo far leva soprattutto sul drone gestito da Andrea Tonin, mentre l'atleta eritreo che sta guidando la corsa, Zeray Nahom Araya, sta pedalando in questo tratto di falsopiano prima che inizi la vera e propria discesa. Inizierà tra circa poche centinaia di metri. Nel frattempo abbiamo il passaggio in seconda posizione al Gran Premio in prima posizione Araya, e l'abbiamo visto bene. In seconda posizione De Carlo, Zalf, Euromobili, Desiré, Fiori. In terza posizione Zamperini, Unione Ciclistica Trevigiani, Energia Pura, Marchiol. Eh sì, sta pedalando veramente con grande efficacia l'atleta eritreo, che ci sta regalando veramente uno spettacolo molto interessante. Intanto ci sta facendo capire che c'ha la stoffa, ed è un atleta di cui sentiremo assolutamente parlare. Ora qui c'è qualche problema di copertura del segnale, e quindi credo che la nostra moto, ma se non l'ha ancora fatto probabilmente c'è qualche problema con il drone. Vediamo, intanto seguiamo le immagini e seguiamo soprattutto Araya. Ora ai -3 va via la nostra moto, rimane il drone che ci regala anche qualche immagine dello splendido paesaggio. Nel frattempo attenzione, perché i 3 uomini all'inseguimento, dorsale 98, dorsale 171 e dorsale 100, sono segnalati a 31 secondi di ritardo. Andiamo, prima di goderci l'arrivo, che potrebbe veramente, a meno di imprevisti, sorridere all'atleta eritreo Zeray Nahom Araya. Prego la regia di mandare uno spot prima di goderci appunto l'arrivo. Prego.
Ritorniamo con le immagini live. Ormai l'atleta eritreo con un vantaggio di 19 secondi ha già superato gli ultimi 1000 metri di gara. Tra poco andremo con le immagini fisse, con le telecamere fisse dal rettilineo d'arrivo di Sovizzo, da via degli Alpini appunto a Sovizzo, dove sta arrivando l'eritreo Araya, Naom Zerai Araya della Q36.5 Cycling Team, che sta andando a vincere questa 57esima edizione della Piccola Sanremo. A 19 secondi, quando sono transitati all'ultimo chilometro, c'erano 3 atleti, 2 componenti della Zalfa Euromobile Desirée Fior, Iacomoni e De Carlo, e Edoardo Zamperini, Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiolla. Siamo già con la nostra telecamera fissa sul rettilineo d'arrivo di Sovizzo, dove a breve dovrebbe spuntare e sbucare Zerai Naom Araya. Eccolo qui, tutto per lui, ad accogliere anche il meritatissimo applauso del tanto pubblico sul viale degli Alpini a Sovizzo, e l'atleta eritreo va a scrivere il proprio nome sull'albo d'oro di questa importante manifestazione. Ormai non c'è più spazio per andarlo a riprendere. Vedete il terzetto con Zamperini, Iacomoni e De Carlo alle sue spalle, che si stanno già guardando e studiando per andarsi a garantire le altre 2 posizioni sul podio. Taglia al traguardo invece meritatamente in prima posizione Zerai Naom Araya. Bravissimo l'atleta eritreo. Vediamo lo sprint per la seconda posizione, con Edoardo Zamperini, che probabilmente proprio sul traguardo riesce ad andare a cogliere la seconda piazza. Ora attendiamo anche il verdetto ufficiale per conoscere la terza e la quarta posizione, mentre alla spicciolata arrivano tutti coloro che facevano parte del gruppo principale che è andato a giocarsi questo traguardo, questo importante traguardo, questo ambito traguardo della 57esima edizione della Piccola Sanremo, corsa organizzata dall'Unione Ciclistica Sovizzo del presidentissimo Gianluca Peripoli. Unione Ciclistica Sovizzo ancora sugli scudi, altri sprint, altre volate per le posizioni di rincalzo, più che mai comunque importanti, soprattutto quando la sfida e la rivalità è tra 2 formazioni, Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiolla e Zalfa Euromobile Fior, che insomma hanno una rivalità da lunga data, quindi anche le posizioni di rincalzo hanno un peso. Vedete queste immagini di arrivo alla spicciolata di piccoli gruppettini, atleti da soli o 2 o 3 o gruppi poco più numerosi, stanno a testimoniare, a dimostrare anche quanto fosse impegnativo il percorso e quanto fossero difficili questi 151 km caratterizzati da un primo giro in pianura di 9 km e 500 metri che i corridori hanno ripetuto 7 volte, che toccava le località di Sovizzo, di Creazzo, di Altavilla di Sentina, di Montecchio Maggiore. Poi cominciavano le asperità con un primo circuito di 12 km e 200 metri da ripetere 4 volte, caratterizzato dalla salita di Vigo, e poi le ultime 2 tornate di circa 18 km scarsi, caratterizzati sempre dalla salita di Vigo, che è terminata a 3.500 metri dal traguardo, l'ultima scalata, e anche dal più cattivo dal punto di vista delle pendenze, Cima Montemezzo. Pertanto c'è stata selezione, siamo in finale di stagione, giornata non particolarmente calda, temperatura ideale per poter mettere in mostra le proprie qualità e per non doversi preoccupare troppo del gran caldo che ha caratterizzato questa estate 2024, ma atleti chiaramente, alcuni di loro più in forma di altri, perché quando si è al termine di una stagione importante e lunghissima, chiaramente alcuni atleti hanno già dato il loro massimo e ha primeggiato con grande merito l'atleta eritreo Zerai Naom Araya. Quindi continua a parlare straniero questa manifestazione, perché in questa edizione 2024 premia un atleta eritreo. Nel 2023 a cogliere il successo fu il lettone Kristijan Belozovic, protagonista anche in questa edizione 2024, dove però non è riuscito a bissare il successo dell'anno scorso. Ora attendiamo anche Andrea Finn, che oggi si è sobbarcato insomma un discreto lavoro, visto l'impegno, avevamo solo una moto a disposizione, che
riesca a proporci anche qualche contributo con le interviste ai protagonisti prima di vedere anche la premiazione finale, il podio finale. Non riusciremo a vedere chiaramente tutte le premiazioni, che saranno caratterizzate anche dalla vestizione delle 6 maglie in palio, la maglia azzurra che spetterà al vincitore, sponsorizzata dalla Banca delle Terre Venete, la maglia bianca per il più combattivo, sponsorizzata da Inglesina, la maglia rossa del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Trevisan Macchine Utensi, la maglia verde che premia colui che ha conquistato più punti sul Gran Premio della Montagna di cima a Montemezzo, dal Castello di Montemezzo, sponsorizzata, poi Sabi Sport che ha premiato la maglia gialla di leader che spetta al leader della classifica dei traguardi volanti, e poi la maglia arancione che premia, dove sarà premiato il più giovane, sponsorizzato da Ceccato. Ricordiamo che questa 57esima edizione della Piccola Sanremo, organizzata dall'Unione Ciclistica Sovizzo, premiava anche, era in memoria di Renato Finetti, Liviano Tomasi e Jacopo Venzo. Do la linea immediatamente ad Andrea Finn, che è con il primo cittadino di Sovizzo che è ospite al suo microfono. Prego Andrea. Grazie Silvio, e se è una prima volta per l'Eritrea qui a Sovizza, è una prima volta anche per il primo cittadino. Una grande emozione la Piccola Sanremo. Sì, veramente un'emozione. Per me essere anche il primo anno da sindaco di Sovizzo è proprio un'emozione partecipare a questa bella manifestazione. Ho seguito tutta la carovana per tutto il giorno, è molto, molto emozionante, è proprio un'organizzazione perfetta. Oggi Sovizzo manda una splendida cartolina addirittura in Eritrea. Sì, veramente molto orgoglioso di questo corridore africano che veramente ha fatto un exploit veramente importante. Tanti volontari sul percorso, quanto è importante l'associazionismo anche nel territorio di Sovizzo? No, non è importante, è fondamentale il volontariato. Tutti quelli che hanno partecipato a questa organizzazione sono volontari che lo fanno proprio per realizzare questo bello spettacolo. E allora grazie Sindaco, la lascio per la cerimonia di premiazione, la linea torna allo studio a Silvio Martinello. Bene, grazie Andrea, abbiamo colto tutto l'entusiasmo del sindaco, meritato entusiasmo e giustificato entusiasmo per la buona riuscita di questa manifestazione. Nel frattempo vi do anche l'ordine d'arrivo ufficiale. La nostra telecamera non era posta proprio sulla linea del traguardo, quindi ho avuto un'impressione errata, nel senso che non c'è discussione per il successo naturalmente di Zerai Naom Araya, che è arrivato in solitario. In seconda posizione invece Federico Iacomoni al Zalfero Mobile Desire Fior, che è riuscito a resistere alla rimonta di Edoardo Zamperini dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiol, campione d'Italia della categoria, che si deve accontentare della terza posizione. Quindi un podio veramente di grande rilevanza con Araya, Iacomoni e Zamperini. E parlando appunto di Zamperini, campione d'Italia lo scorso mese di giugno a Trissino, lo abbiamo ai microfoni che Andrea Finn si sta prestando appunto ad ascoltare le impressioni del campione d'Italia. Prego Andrea. Silvio, sì, andiamo con il podio al contrario, partiamo dal terzo classificato con Edoardo Zamperini. Sei arrivato ad un soffio dalla vittoria anche oggi. Sì, sono stato fermo un periodo, quindi ho avuto modo di preparare bene questo finale di stagione. Oggi era un appuntamento cerchiato con Pennarello Rosso e volevo far bene, avevo una bella gamba, purtroppo sono mancato un attimo sul punto meno favorevole a me del percorso, ovvero lo strappo, quello più duro, le pendenze erano più accentuate e il corridore della Q36 più leggero è riuscito a mettermi in difficoltà. Poi sulla salita di Vigo ho provato a rimontare essendo più adatta a me, però non c'è stato niente da fare. Poi sono stato ripreso dai due corridori della Zalf e abbiamo giocato per la seconda piazza, ho fatto terzo. Non c'è stato l'accordo necessario per provare ad andare a riprendere il battistrada? No, io non tiravo perché loro erano in due, loro non tiravano perché io ero campione italiano, quindi ognuno in gara fa le sue scelte. Io ho deciso di rischiare e gli ho detto se volete tirare voi, se no per me può andare all'arrivo, e è andato all'arrivo. Un pizzico di rammarico, prossimi obiettivi? Sicuramente c'è un pizzico di rammarico, però ho dimostrato di star bene, penso che d'ora in poi di obiettivi ce ne saranno. Mi viene da pensare Ruota d'Oro e Città di San Daniele.
e poi c'è sempre il dubbio sulla convocazione al mondiale, speriamo che arrivi. E allora Silvio, hai sentito le parole del campione italiano, non le manda a dire Edoardo Zamperini e ora siamo qui con il vincitore, viene addirittura dall'Eritrea. English or Italian intanto? Allora, English, a beautiful victory for you today. Do you think this morning that you can win this race? No, surprise because I help to my teammates for Italian rider Mani Royale, but they say my coach if you feel good before to climb to the finish, try to attack, say to me. Then after me, I feel good. I go attack, but win nice. I'm happy. After Bassano Montegrappa, also Piccola Sanremo. It's like Alpe d'Huez e Milan Sanremo. Yeah, I don't know. Yeah, like Milan Sanremo. Yeah, I'm happy. This victory. Are you happy today? Yes, I'm happy. Really happy because first time win in Europe. This win is for the team. Yeah, for the team, also for me. Congratulations to the winner of Piccola Sanremo. Abbiamo anche il terzo che è Iacomoni. Un attimo solo Silvio, io ti restituirei la linea al tempo che ci raggiunga anche, anzi ci sta raggiungendo Federico Iacomoni. Eccolo qui con noi, il secondo classificato, mi correggo perché terzo è ovviamente Edoardo Zamperini che abbiamo sentito prima. Federico Iacomoni, sei uscito in fuga quando mancavano ancora tanti chilometri al traguardo. Ci credevi di poter arrivare fino in fondo? Ci credevo sì, già dal primo tentativo perché stavo veramente bene. Ho provato ad anticipare il gruppo e volevo provare un'azione in solitaria anche da lontano. Io pensavo di prendere il monte mezzo, cioè la salita finale degli ultimi 2 giri, quella più dura, con un po' più di vantaggio e riuscire magari ad avvantaggiarmi. Purtroppo non è andata così, già sul primo abbiamo visto gli inseguitori del gruppo arrivarci alle spalle. E allora lì ho tentato un po' e poi ci hanno ripreso, siamo andati d'accordo sì e no e poi ce la siamo giocata sull'ultimo monte mezzo dove è andato via Araya. Purtroppo ho preso quei 10 metri che per noi sono stati fatali. Edoardo Zamperini ci ha raccontato il suo rammarico, ha detto non si è trovato l'accordo alle spalle del battistrada. Voi eravate anche insieme con Chesini ma non c'è stata neanche l'energia per andare a prenderlo. No, eravamo con Guerra, non con Chesini, con Guerra e poi sul finale con De Carlo, ma sinceramente penso che siano mancate le gambe. Araya probabilmente era il più forte oggi. Parliamo di questo finale di stagione però, perché ti ha visto vincere la scorsa settimana, oggi ancora sul podio, è tornata la gamba dei giorni migliori. Sì, sta tornando la gamba dei giorni migliori, questo mi dà un po' di speranza per le ultime gare e per me e per la squadra speriamo di portare a casa degli ottimi risultati. E allora ti lasciamo alla premiazione finale e la linea torna allo studio con Silvio Martinello. Sì, abbiamo sentito queste interessanti interviste. Andrea, viene a pensare, Araya ti ha chiesto di fare l'intervista in inglese, insomma forse era meglio in italiano, no? Battutaccia, insomma comunque abbiamo sentito e capito tutta la sua felicità, giustificata chiaramente, abbiamo sentito un po' di rammarico soprattutto da Zamperini e forse insomma una maggiore sincerità da parte di Iacomoni, dove ha riconosciuto che Araya oggi era il più forte, quindi sono mancate le gambe anche per tentare di andare a ricucire e a riprendere l'atleta eritreo che ha conquistato per la prima volta per un atleta eritreo appunto questa importante manifestazione giunta alla 57esima edizione che abbiamo potuto seguire negli ultimi 40 chilometri, che ci ha regalato veramente una giornata di grande ciclismo, che ha premiato un atleta di grande rilevanza, che ha messo in evidenza alcuni atleti italiani che saranno ancora protagonisti in questo finale di stagione. Per quanto riguarda il campione d'Italia Edoardo Zamperini, terzo sul traguardo, la speranza di poter vestire la maglia azzurra ai prossimi campionati del mondo di categoria a Zurigo nella ultima settimana di settembre, nella prova su strada dedicata agli Under 23. Queste belle immagini dall'alto, qui siamo con le immagini da Villa Cardellina Lombardia, Montecchio Maggiore, dove è stato dato il via anche di questa 57esima edizione
della Piccola Sanremo. Ora qui siamo in attesa delle premiazioni con appunto Edoardo Zamperini che sta parlando al telefono, non sappiamo con chi, e sta in attesa appunto che si svolgano le premiazioni finali. Io chiedo lumi anche alla regia per capire se abbiamo il tempo di attendere le premiazioni o se invece andiamo a salutare i nostri amici che anche oggi ci hanno seguito numerosi. Nel frattempo io ne approfitto per ricordarvi anche le prossime dirette di ciclismoweb.net, 3 dirette martedì 17, Elite Under 23, 88esima Coppa Collecchio a Collecchio in provincia di Parma con inizio alle ore 15, domenica 22, categoria Juniores, Trofeo Protec da Botticino, provincia di Brescia, diretta che inizierà alle 14.30, domenica 29 Donne Open, terza Coppa Città di San Daniele in Rosa da San Daniele del Friuli in provincia di Udine, in diretta delle ore 15, vedete la sigla Beta Cycling, significa dirette con sole immagini, senza commento, invece con il commento, immagine e commento in compagnia del sottoscritto e di tutta la squadra di ciclismoweb.net, ritorneremo e ci vedremo per l'ultimo appuntamento di questa stagione, martedì 1 ottobre, con la manifestazione dedicata agli Elite e agli Under 23, l'87esima Coppa Città di San Daniele da San Daniele del Friuli in provincia di Udine, diretta che inizierà alle 14.30, quindi l'appuntamento con le dirette con commento per martedì 1 ottobre. Nel frattempo vi ricordo anche ormai tradizionale appuntamento con Extra Ciclismo in onda tutti i giovedì alle 21.05, dove potrete seguire tutte le più importanti manifestazioni del fine settimana, di questo fine settimana, anche con le immagini e con i momenti salienti di questa 57esima edizione della Piccola Sanremo. Perfetto, mentre stiamo vedendo i ricchi premi che tra poco verranno consegnati ai protagonisti, dalla regia mi dicono che stiamo capendo se riusciremo con i tempi a proporvele o se invece dovrete, per seguirle e per vederle nelle immagini, attendere Extra Ciclismo giovedì prossimo. Ricordo, giovedì prossimo alle 21.05. Palco delle premiazioni che si sta animando, i protagonisti sono in attesa di ricevere il loro premio. Nel frattempo vi do anche il vincitore, ma lo avevamo intuito, del Gran Premio della Montagna che è una delle speciali classifiche, la maglia rossa, sponsorizzata da Trevisan Macchine Utensile, che è Simone Grigion dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiolla. Io intanto ne approfitto per ringraziare, prima di capire se riusciremo a proporvi le immagini della premiazione, la nostra motoripresa guidata da Silvano Daros con Andrea Fin alle riprese, Andrea Fin che si è preoccupato anche delle interviste pre e dopo gara, il drone gestito da Andrea Tonin e che ancora sta lavorando. Queste sono immagini che vi proponiamo dal drone, e qui in regia a Cartigliano, al commento il sottoscritto e in regia Manuel Canton. Siamo con Andrea Fin che ha un altro ospite, credo si tratti del direttore sportivo del vincitore. Prego Andrea. Silvio, hai azzeccato, siamo esattamente con il direttore sportivo del vincitore, prima volta per l'Eritrea, ma anche la Q36.5 che fa festa sul podio della Piccola Sanremo. Sì, sono particolarmente felice per Naom perché è tutto l'anno che si trova davanti, ha fatto un buon Tour dell'Avenire, poi ha avuto dei problemi nell'avvicinamento del Giro del Friuli e adesso si era già visto martedì al Toscana coi prof che era in un buon periodo e oggi ha dimostrato insomma il suo valore. Prima nell'intervista ci ha detto il direttore sportivo, mi ha detto che dovevo fare la corsa per i miei compagni, ma se stavo bene potevo fare la mia. Direi che stava veramente bene. Sì, no, aveva un compito ben preciso, avevamo Ioli e Trevis in caso di un arrivo in volata ristretto, lui doveva fare l'azione in quel punto, è riuscito a venire via da solo, la paura era che non venisse via da solo e poi in volata potevamo far più fatica, è stato bravo a venire via da solo e da lì poi insomma ha vinto. Tu che sei abituato a lavorare con i ragazzi che arrivano anche dall'Africa, che corridore è questo? Ma no, è uno scalatore puro, è uno dei migliori che abbiamo avuto in questi 10 anni che abbiamo avuto gli africani. Deve ancora migliorare un pelino nella gestione della gara, in discesa, però insomma ha delle grosse qualità in salita.
Oggi si festeggia, forse è anche troppo presto parlarne, ma la domanda te la devo fare. Cosa sarà nel 2025 della Q36.5 Continental? Ma oggi intanto pensiamo a festeggiare, poi in questi giorni decideranno cosa fare della Q36. E allora ancora complimenti alla Q36.5 e a tutto il team per questo successo. La linea torna a Silvio Martinello. Non abbiamo sentito il nome, Andrea, si tratta di Daniele Neri, probabilmente lo hai citato ma non eravamo ancora con il microfono aperto, quindi che insomma si intravedeva anche tutta la sua felicità e ci ha detto qualcosa di più di Naom, perché loro lo chiamano Naom, che ha appunto conquistato il successo. Le doti di scalatore le avevamo apprezzate in questa, insomma, vedendolo pedalare in salita. Direi che anche in discesa e in pianura comunque non è male, ma i margini di miglioramento certamente ci sono. Siamo in attesa ancora delle premiazioni, perlomeno che inizino le premiazioni che vedranno sul podio. Perfetto, allora dalla regia, come vedete anche dalle immagini, sono partiti i titoli di coda. Per quanto riguarda le premiazioni vi rimando ad Extra Ciclismo giovedì prossimo alle ore 21:05 con questa bella immagine dall'alto che ci propone il nostro drone. Vi rinnovo i ringraziamenti per essere stati con noi a seguire questa 57esima edizione della Piccola Sanremo, Memorial Renato Finetti, Liviano Tomasi, Jacopo Venzo. Da noi di ciclismoweb.net è tutto, l'appuntamento con voi, se lo vorrete, andate a vedere appunto questo schema che vi abbiamo proposto delle prossime dirette. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di domenica e un arrivederci ai prossimi appuntamenti. Che eleganza! Guarda che sicurezza! Wow, che precisione! Mai vista una porta da garage così performante. Ballan, le porte basculanti che tutti i garage vorrebbero avere. Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte.
Il bello del ciclismo è che attraverso le gesta dei propri protagonisti riesce a raccontare tante storie e un intero territorio. Sei anche tu un organizzatore, perché non fai vedere la tua corsa in TV e sul web? AFC Media SRL è pronta per offrirti tutti i servizi necessari per la produzione video e per la sua distribuzione. Extra ciclismo, ciclismo web, sintesi, dirette con il commento da studio e i collegamenti sul campo. Insomma, le possibilità sono davvero tantissime. Non perdere tempo, scrivi ad AFC Media SRL.